pronta la protesta dei poliziotti per il divieto di accesso alle mense delle questure per chi non è in possesso del Green Pass. I sindacati di polizia lamentano questa assurdità. In pattuglia possiamo restare attaccati, ma al tavolo dobbiamo essere separati. Sindacati di polizia sul piede di guerra per il divieto di accedere alla mensa per i colleghi non vaccinati. In regione sono iniziate le proteste con piatti mangiati sul marciapiede o tavolini esterni improvvisati. Nonostante i tentativi di trovare una soluzione, però il Green Pass resta fondamentale per il pasto in mensa. Siamo molto amareggiati come FSP perché non è stato dato seguito alla richiesta di incontro da parte della segreteria generale con il capo della polizia. La Pordenone non ha una mensa, quindi i colleghi vanno o nelle proprie case oppure vanno con i buoni pasti nei ristoranti. A Trieste c'è una mensa molto grande che ospiterà fra qualche giorno anche oltre 200 allievi e quindi ci sarà un problema ulteriore. Si sono organizzati con dei tavoli esterni. Per quanto riguarda Udine, c'è in queste ore in corso una riunione con il questore di Udine e la segreteria provinciale dell'FSP. Per quanto riguarda invece Gorizia, il personale che è aggregato ha avuto i primi problemi. Il questore di Gorizia aveva diligentemente già provveduto a inserire all'interno del cortile anche dei tavoli per dare spazio a chi non ha il Green Pass. I sindacati di polizia sottolineano l'assurdità della norma. La protesta della polizia è rivolta specificatamente a una situazione. Se il collega in macchina può andare per 6-7 ore di servizio, non capiamo perché poi per i 10 minuti, 20 minuti dedicati alla mensa, comunque distanti uno dall'altro, non possono stare insieme. Più di 3.000 firme raccolte in un giorno in Friuli per dire no al Green Pass nel mondo della scuola. Questo l'esito della tappa a Udine e a Gorizia del tour dell'avvocato genovese No Pass Daniele Granara. Lunga fila questa mattina in Viale Palmanova a Udine, dove si sono appunto radunate le persone che volevano firmare la petizione.